Il concetto più importante è sicuramente questo: c'è un algoritmo che diciamo regola la visibilità di quello che pubblicate sui social, che premia, cioè è molto semplice. Cosa vuole Instagram, cosa vuole Facebook? Che più gente possibile si stia lì tanto tempo, ok? Quindi voi quando interagite nei social è come se foste dei dipendenti di Instagram, di Facebook, e loro vi premiano nel momento in cui voi gli create attenzione a quell'applicazione. Quindi fate sì che la gente rimanga attaccata lì. Quindi il mio obiettivo è creare dei contenuti che incollino più persone possibili e per più tempo possibile il contenuto che io ho pubblicato. I concetti fondamentali sono questi tre. Io qualsiasi cosa pubblico devo concentrarmi su tre elementi: ispirazione, intrattenimento e informazione. Devono sempre esserci per un contenuto efficace. Ispirazione cosa vuol dire? Vuol dire che a un colpo d'occhio io noto immediatamente qualcosa che possa essermi utile, interessante. Quindi se io metto un caso clinico, ok, deve essere di ispirazione ad esempio per il paziente, allora io devo colpire subito il suo interesse, magari mostrandogli non foto intraorali, ma un bel sorriso, e lì, ok, ho catturato la sua attenzione. Poi devo far sì che il post sia piacevole, con delle scritte diciamo colorate, semplici come abbiamo visto oggi, e poi devo dargli un'informazione. Magari una è semplice, però devo comunicargliela. Ultima questione: è assolutamente più importante la qualità della quantità, perché alle volte siamo scoraggiati dal fatto di iniziare ad approcciarci ai social, perché uno dice: ah caspita, dopo mi tocca stare costantemente lì a pubblicare, ma io non ho tempo ogni giorno Allora, assolutamente, diciamo che l'ideale, come tutte le cose, è la qualità unita alla quantità. Però anche la semplice qualità fa totalmente la differenza. Quindi nei momenti in cui io dico magari non ho poco tempo, non ho tanto tempo, non ho grande interesse, però dico ok, scelgo di essere presente nel mondo dei social come studio dentistico, come clinico, quello che voglio essere, e inizialmente quantomeno do priorità solo alla qualità. Già se io apro un profilo di Instagram o Facebook di uno studio dentistico e vedo un solo post con delle foto belle dello studio, già è un messaggio che è sufficiente, è una vetrina messa lì, che anche se il vostro paziente deve dire a qualcuno: guarda, vai lì in quello studio, è molto bello, sono bravi, questo apre, la prima cosa che magari gli compare non è il sito dello studio, ma la pagina Facebook, vede delle foto dello studio belle e carine. Già lì abbiamo ottenuto un obiettivo, ok? O faccio per dire, io ho una pagina Instagram dove voglio mettere dei casi clinici, già se metto 2 casi ma ben fatti, ben strutturati, è più che sufficiente per avere un qualcosa dove uno mi cerca e vede immediatamente quella cosa lì. Che siano 2 invece di 100 non è grave. Okay. È molto peggio invece mettere tanta roba che fa confusione, che annoia le persone, con una scarsa qualità.